Siamo con la direttrice artistica dell'Ago Film Fest. Quali sono le principali novità dal tuo punto di vista di questa 22esima edizione? Allora, quest'anno una delle novità principali che portiamo all'Ago Film Fest proprio per la prima volta in 22 anni è la realtà virtuale e abbiamo un programma ricco in realtà, abbiamo un'installazione che si chiama Silent Disco che rimarrà visibile al pubblico nel borgo per tutta la durata del festival, quindi si può vedere durante tutte le sere del festival. E abbiamo poi un'altra installazione sempre di realtà virtuale che sarà disponibile questo weekend solamente in collaborazione con Ater Balletto, che è il centro nazionale coreografico più importante d'Italia. Quindi queste sono delle grosse novità perché all'Ago è la prima volta che abbiamo l'intelligenza artificiale. All'interno del programma poi abbiamo tanti registi che ritornano sia nel concorso che nel fuori concorso. Stasera partiamo con l'apertura con il film di Bianca Vallino, Torneranno i lupi. Lei è stata con noi con il suo primo lavoro e abbiamo seguito il suo percorso di crescita, quindi presentiamo il suo nuovo film qui in anteprima. Abbiamo poi un sacco di registi internazionali, come sempre, anteprime internazionali e nazionali, sia all'interno dei concorsi che nel fuori concorso. Abbiamo un focus dedicato ai registi del sud-est asiatico, da tutti i paesi del sud-est asiatico. Abbiamo un sacco di ospiti importanti, registi affermati che verranno a trovarci, anche scrittori, ad esempio nel concorso Triveneto nella giuria abbiamo Giulia Scomazzon, che è una scrittrice vicentina che ha scritto di recente 8,6 gradi di separazione e fa parte anche lei della giuria che giudicherà i film del Triveneto. E abbiamo poi una giuria internazionale eccellente e di ogni giurato mostreremo alcuni dei film, alcuni dei cortometraggi che hanno poi portato ai loro lavori lunghi, che hanno fatto esordi in festival come la Mostra del Cinema di Venezia oppure Cannes o Berlino. E quindi insomma abbiamo un sacco di novità, davvero tante, davvero tanti film, davvero tanti ospiti e siamo pronti per partire.